3 nella pagella della qualità dell'aria stilata dall'associazione Legambiente. Vicenza rimandata in materia di inquinamento. Un brutto voto nella giornata in cui partono i blocchi autunnali delle auto che l'assessore Siotto comunque accetta e spiega. È un voto che un pochettino mi aspettavo in un anno difficile comunque come quello del 2020, ma che dimostra anche che la pianura padana in generale paga proprio una difficoltà morfologica, una caratteristica morfologica che non si combatte soltanto con il blocco delle auto. La dimostrazione che non sarebbe tutta colpa delle auto è data proprio dal periodo di lockdown, dove ad essere ferme oltre alle auto erano anche molte attività economiche. Nei 3 mesi di stop forzato è sceso in maniera significativa 30-40% la percentuale dell'ozono, mentre non è scesa in maniera significativa solo il 10% quella delle polveri sottili PM10 e l'ancora più temibile PM2.5. Che in realtà bisogna lavorare sulle caldaie, sull'efficientamento energetico dei nostri edifici, su politiche che riguardino tutte le infrastrutture. Proprio per quello io ho candidato il Comune di Vicenza a ben 4 progetti europei sull'efficientamento energetico. Nel frattempo, con il 1° ottobre sono scattate le misure contro lo smog, che però rimangono quelle dell'autunno scorso, rinviato il blocco dei diesel Euro 4 e 5. Abbiamo scelto di confermare i limiti dell'anno scorso fino al 31 dicembre ovviamente di quest'anno, ma sono già in corso i confronti con la Regione per cercare di capire cosa dovremmo fare dal 1° gennaio.